Buonasera a tutte, no dai a tutti, però stasera ci sta, siamo molte donne. Benvenuti al secondo incontro con Alice, che continuerà il suo webinar sulla Cappella degli Scrovegni. Come già detto a chi ha partecipato la volta prima, se volete fare delle domande ad Alice sono più che benvenute. E vi chiediamo cortesemente di utilizzare o la chat o la D&R che c'è sempre in basso sulla barra e a fine intervento Alice potrà leggere le vostre domande e rispondere. Vi teniamo al silenzioso semplicemente per facilitare la registrazione che poi potrete eventualmente riguardare senza rumori di sottofondo. Ecco, quindi Alice, prego. Bene, grazie Laura di avermi dato la parola. Buonasera a tutti, anche se non vi vedo, in qualche modo diciamo vi sento. Allora, questa è appunto la seconda lezione, una lezione in cui cercherò un po' di calarmi nel mio ruolo, diciamo, cercando di spiegarvi, anche se non li vediamo dal vivo, ma mi auguro che ci sia un'occasione, una parte degli affreschi, perché la serata vertirà appunto sul primo registro, quindi gli affreschi che sono riferiti alle storie di Maria e i genitori di Maria, quindi Gioacchino ed Anna. Durante il primo incontro abbiamo invece affrontato altre tematiche, abbiamo calato la vicenda della Cappella degli Scrovegni in un contesto storico e geografico, abbiamo parlato del perché e per il come, diciamo, Enrico Scrovegni sia arrivato a costruire la sua cappella nell'area dell'antica arena romana. Abbiamo quindi delineato un po' il contesto di riferimento e abbiamo considerato la cappella dal punto di vista delle vicende storiche che l'hanno caratterizzata. Abbiamo parlato anche del ruolo che ebbe la città di Padova, una città che era in grande espansione già nel corso del 200 e ancora nel 300 e che di sicuro ha contribuito ad aumentare, diciamo, in qualche senso l'azione diplomatica, politica, economica anche dello Scrovegni. Questa sera cercheremo invece di entrare un po' più nel merito della qualità artistica degli affreschi del ciclo di Giotto, parlando indubbiamente della sua qualità artistica e anche della sua abilità tecnica. Giotto, quando arriva a Padova agli inizi del XIV secolo, come già abbiamo detto l'altra volta, era già un artista molto noto e tra l'altro in grado, capace di gestire una bottega di artisti che lavorava per suo conto. Si è calcolato che ci fossero almeno 40 persone coinvolte nella decorazione della Cappella degli Scrovegni. Io ho dato un sottotitolo a questa lezione, l'ho intitolata La rivoluzione del sentire, perché è vero, siamo spesso abituati ad associare la parola di Giotto all'espressione rivoluzione pittorica, svolta estetica, ed è indubbiamente vero. È vero però che una rivoluzione pittorica si accompagna sempre, secondo me, diretta conseguenza di un mutamento del sentire, inteso proprio in termini di sentimento umano e di sensazioni. Come riesce Giotto ad operare questo mutamento, questo cambiamento nel sentire, favorendo un sentire più umano, più vicino alle vicende umane? Beh, ci riesce innanzitutto rendendo le sue scene molto più realistiche rispetto a quello che cui si era abituati fino a quel tempo, diciamo, fino agli inizi del XIV secolo, ed è quello che in parte cercherò anch'io nel mio piccolo, insomma, di farvi vedere questa sera, nonostante si tratti di una lezione virtuale. E quindi queste scene molto più realistiche permettevano al visitatore, al fedele che entrava all'interno della cappella, di identificarsi meglio nella vicenda divina
di Gesù Cristo. Si dice infatti che Giotto abbia permesso di laicizzare ancora di più la storia per la prima volta, laicizzare per la prima volta e rendere molto più umana la storia divina di Gesù Cristo, rendendola appunto molto più vicino alla pietà popolare, alla devozione popolare. In questo sicuramente incontra i desideri anche del committente, lo Scrovegni, perché non dobbiamo dimenticare che la cappella è comunque un luogo da lui pensato dove comunque regnava la fede, dove regnava la liturgia, dove comunque il perdono era molto importante. E quindi attraverso gli affreschi Giotto studia un programma iconografico e iconologico che doveva permettere di comunicare appunto questo perdono, ricordando Dio che si era fatto uomo proprio per ottenere il perdono e la nostra salvezza. Quindi innanzitutto questo cambiamento di stile si ottiene rendendo le scene molto più realistiche. È un capolavoro la cappella degli Scrovegni a Padova, un capolavoro di Giotto che vi ricordo è patrimonio UNESCO, ma è uno dei suoi più massimi esempi di pittura, perché mai in nessun altro luogo Giotto riuscirà ad arrivare a dei punti, a dei risultati così alti. La cappella è quindi considerata un modello di riferimento per quanto riguarda l'innovazione nella ricerca spaziale, lo vedremo, per quanto riguarda un primo accenno alle rappresentazioni di tipo prospettico, nonostante la prospettiva non fosse ancora stata decodificata da un punto di vista matematico, eppure da un punto di vista pittorico, vedremo, in parte l'abbiamo già visto, ma stasera lo ricorderemo, Giotto riesce a comunicare un'idea di profondità, un'idea di volumetria, una volumetria che è possibile anche nei corpi, nelle figure delle persone raffigurate, perché ci riesce anche lavorando sul colore. Ecco, anche il colore è molto importante per Giotto e l'utilizzo che del colore ne fa, e dal punto di vista simbolico, per i messaggi, diversi messaggi che diversi colori potevano comunicare, ma anche per l'utilizzo che del colore viene fatto con tutte le sue sfumature. Il colore di Giotto non è più utilizzato per macchie di colore, spesso accostate in modo contrastante tra di loro, come si era abituati a vedere fino a quel momento, ma Giotto predilige una scaletta di toni cromatici molto più chiari, molto più luminosi, preferisce delle tinte pastello che in generale comunicano un effetto di luce, lo vedremo, molto più naturale. Anche questo permetteva di rendere le scene molto più realistiche. Infine, un dettaglio particolare di gusto nella pittura di Giotto, che si vede molto bene nella Cappella degli Scrovegni, è la sua abilità nell'inserire negli affreschi degli elementi, degli oggetti appartenenti alla vita quotidiana. Appunto strumenti, oggetti, utensili, come vedremo, ma anche il riprodurre ad affresco alcuni riti o alcuni rituali che erano tipici della Padova del tempo, quindi che potevano essere riconosciuti da tutti coloro che visitavano la cappella, permettendo ancora di più appunto un'identificazione con le scene rappresentate, che ricordiamo sono scene sacre, però l'obiettivo di Giotto era di renderle ancora più vicine appunto alla vicenda umana, sviluppando una sorta di Bibbia pauperum, quindi una vera e propria pietà popolare, come abbiamo già detto. Si dice appunto che il suo tipo di religiosità sia un tipo di religiosità popolare. Io ho preparato anche delle immagini che possiamo iniziare a vedere a partire dalla più celebre, sicuramente la più celebre
in corrispondenza del primo registro di affreschi, che è quello che vedremo questa sera, che è il tenerissimo bacio tra Gioacchino e Anna. Eccolo qui, lo vedremo alla fine del primo registro presso la parete sud. Mai prima di questo momento, mai fino a questo momento, si era visto un bacio così tenero, così coinvolgente, così appassionato, senza essere chiaramente volgare, così tenero, un tenerissimo bacio, appunto. Però poi ci sono anche altre immagini che cercano un po' di rendere visivamente, danno giustizia a quello che abbiamo appena detto. Andando avanti, quindi, vediamo. Vediamo appunto abbiamo delle donne sulla sinistra che piangono, questi visi sono molto espressivi, sono visi piangenti, per la prima volta si vedono le lacrime negli affreschi della Cappella degli Scrovegni. E poi la ricerca spaziale, il realismo, qui si arriva anche attraverso la ricerca di tipo prospettico, i due famosi coretti che si trovano ai lati dell'arco trionfale, e poi il realismo si ottiene anche non soltanto attraverso la riproduzione di stati d'animo, di sensazioni e sentimenti di gioia, ma chiaramente anche le rappresentazioni inerenti alle torture, delle rappresentazioni molto crudeli, come vedremo in corrispondenza del giudizio universale. In particolar modo queste scene influenzeranno tantissimo la pittura successiva, la pittura del 400 e anche del 500. Ma poi ci sono anche altre immagini, se proseguiamo, sono immagini della Vergine Maria che piange sul corpo del figlio morto, sono due dettagli del compianto sul Cristo morto. Anche gli angeli si disperano. E andando avanti ancora, altri due dettagli della crocifissione, ecco la crocifissione la vediamo sulla destra, sulla sinistra ci sono due dettagli appunto della Vergine e delle donne che si trovano al cospetto della crocifissione. Per la prima volta la Vergine è una vera madre che soffre, che si dispera, che sviene tra le braccia delle donne che la accompagnano, e i visi qui ve li ho posti proprio per farvi vedere come Giotto riproduca i volti sotto diverse angolazioni, da destra, da sinistra, di profilo, dall'alto, dal basso e viceversa. Nella Cappella degli Scrovegni i visi vengono trattati sotto diverse angolazioni, e anche questo era un carattere è un carattere innovativo appunto portato da Giotto. Possiamo pure andare avanti. Prima di, ecco, ci sono ancora i dannati appunto del giudizio universale, il dettaglio che abbiamo visto prima. Giotto ha un carattere, si può dire, nazionale, perché è un artista che si sposta tantissimo nell'Italia del tempo, lavora ad Assisi prima di arrivare a Padova. Nell'anno del Giubileo, nel 300, molto probabilmente anche a Roma, si sposta poi a Napoli, è a Rimini e arriva anche a Padova, quindi si sposta tantissimo nel territorio dell'Italia del tempo, nell'Italia del tempo. Eppure il suo capolavoro più importante lo consegna nella città di Padova, che tra l'altro è il suo unico esempio di una committenza di tipo laico, di tipo privato e di tipo borghese. Siamo all'interno della cappella con questa immagine e per quanti di voi ci sono già stati è chiaro appunto che la cappella è, come già si evince da questa foto, completamente decorata ad affresco. L'abbiamo detto anche l'altra volta, tutte le pareti sono dipinte e anche la volta appunto.
ma questo umile spazio viene organizzato in senso geometrico da Giotto, nel senso che tutto questo grande spazio viene pensato per riquadri, tutto lo spazio viene organizzato in riquadri, grosso modo di uguale misura, sono affreschi che misurano circa 2 metri per 2. E come vedete gli affreschi si trovano all'interno di un'intelaiatura architettonica, è come se Giotto avesse pensato ad una vera e propria griglia architettonica nel quale inserire le scene. Ci sono 3 registri sul lato nord, 3 registri sul lato sud, la narrazione continua anche in corrispondenza dell'arco trionfale, non si ferma, e la lettura degli affreschi che Giotto propone è di tipo dinamico, nel senso che il nostro occhio è invitato a spostarsi da una scena all'altra, da sinistra a destra, dall'alto verso il basso, quindi è un vero e proprio movimento fisico che ci propone Giotto, appunto, con una lettura dinamica, di tipo elicoidale, perché di volta in volta siamo invitati a spostarci di un registro più in basso per continuare a leggere le scene. Quindi la lettura parte dall'alto per poi arrivare in corrispondenza del secondo registro e in corrispondenza del terzo registro, quello più basso, quello finale. Ogni volta si passa attraverso l'arco trionfale che, come vedete, anch'esso è animato da scene dipinte a sinistra e a destra. E poi abbiamo, lo possiamo vedere nella prossima immagine, abbiamo il giudizio universale che chiude la narrazione. In totale le scene rappresentate, le scene dipinte sono 38, 39 se consideriamo anche il giudizio universale. Il giudizio universale non ci propone una lettura organizzata in uno spazio geometrico come le pareti dipinte, però anche se non vi è un'intelaiatura architettonica, comunque lo spazio è organizzato per scene che hanno un'identità particolare, quindi anche in questo grande spazio che è la controfacciata, Giotto suddivide lo spazio in funzione della narrazione, appunto. Quindi questa lettura, questi registri favoriscono anche una lettura della narrazione, del racconto, appunto, della vicenda di Maria e di Cristo. Ci sono poi anche c'è poi lo zoccolo finale, quello che vediamo in basso in corrispondenza degli scranni lignei. Ci sono queste 14 scene di vizi e virtù, 7 scene di vizi alla nostra sinistra, di virtù, scusatemi, alla nostra sinistra, e 7 scene di vizi invece alla destra. Sono alternate con questi riquadri rappresentati a monocromo, quindi ogni vizio o virtù è alternato da una specchiatura di tipo marmoreo, che però è stata realizzata da affresco, da Giotto, e attraverso la lettura di queste scene diciamo che Giotto ci propone un po' una lettura diversa, una lettura alternativa del percorso che il fedele può fare durante la sua vita. Conducendo una vita animata dalle virtù, la sua vita è condotta verso il paradiso, che di fatto è rappresentato a sinistra nel giudizio universale. Se invece la sua vita è animata dai vizi, i vizi, come mostrano appunto gli affreschi, conducono invece all'inferno, che invece è rappresentato in corrispondenza della parte destra del giudizio universale. Quindi diciamo che era un ulteriore importante monito che veniva dato a tutti i fedeli che uscivano dalla porta della chiesa, perché la porta che vediamo in fondo, oggi chiusa, era la porta d'accesso della comunità, dei fedeli, mentre la porticina che vediamo sulla destra è l'attuale porta di accesso per i fedeli che vogliono visitare la cappella degli Scrovegni, che corrisponde alla porta privata, diciamo, dello Scrovegni,
dello Scrovegni che voleva entrare all'interno della sua cappella, perché quella porticina era di collegamento tra il palazzo, non più esistente, e la cappella stessa. Di fatto la lettura degli affreschi, come vedremo, privilegia questo punto di vista, nel senso che la narrazione inizia appunto di fronte a questa porticina che noi vediamo sulla destra. Quindi oggi noi e un tempo lo Scrovegni, una volta entrati in cappella, abbiamo subito di fronte a noi, nella parte alta della parete, l'inizio della narrazione. Con la prossima immagine ci rendiamo conto che anche la volta è completamente affrescata. Questa è un'immagine, scusatemi, dell'arco trionfale invece, quindi di nuovo la cappella vista anche da un'altra angolazione. Non ho parlato dei parapetti che dividono, noi li vediamo a sinistra e a destra, molto probabilmente erano intesi per separare l'area destinata ai fedeli, quella concentrata verso la porta principale, quella della controfacciata dove vi è il giudizio universale, per intenderci, mentre l'area in corrispondenza del presbiterio era invece riservata alla famiglia e successivamente poi alla congregazione, alla comunità, ai chierici e ai canonici che dovevano avere cura e gestire appunto la cappella stessa. Con la prossima immagine invece vediamo appunto la volta e ci rendiamo conto che anche la volta è completamente affrescata. È una volta a botte che simula appunto, come abbiamo detto l'altra volta, le tombe, soprattutto quelle di età paleocristiana. La cappella nasce con l'intento di essere mausoleo di famiglia, poi acquista una dimensione pubblica che diventa prevalente in un secondo momento quando l'ambizione e il ruolo sociale dello Scrovegni aumenta, diciamo, e diventa molto preminente, qui in un secondo momento. La volta, scusatemi, è questo cielo stellato, questo cielo puntellato di stelle, e nei due riquadri ci sono dei tondi. Nel primo riquadro troneggia l'immagine della Vergine, ricordiamo che la cappella è dedicata alla Vergine della Carità, appunto, mentre nel secondo riquadro, nella seconda campitura invece vi è Gesù Cristo, quindi i due principali protagonisti di questa narrazione sono riprodotti appunto in corrispondenza della volta. Tutto attorno ci sono altri tondi che rappresentano re, profeti dell'Antico Testamento, e poi vi è anche il Giovanni Battista. Quindi uno spazio completamente affrescato per una superficie, come abbiamo detto l'altra volta, di circa 900 metri quadrati. E adesso iniziamo proprio con la descrizione e l'analisi degli affreschi. Ci concentriamo questa sera sugli affreschi che hanno a che fare con le storie di Gioacchino ed Anna, quindi i genitori appunto di Maria, i nonni di Gesù Cristo, e che vengono narrati dai Vangeli apocrifi. Infatti, come ben sappiamo, Giotto fa riferimento e dal punto di vista iconografico e dal punto di vista iconologico, anche se si prende alcune libertà, come vedremo dopo, ai Vangeli apocrifi e alla leggenda aurea di Jacopo da Varazze, perché solo all'interno dei Vangeli apocrifi noi possiamo trovare le storie di Gioacchino ed Anna. I Vangeli apocrifi sono quei Vangeli non canonici, diciamo, accettati dalla Chiesa, ma non canonici in quanto considerati dalla Chiesa stessa non ispirati appunto da Dio. La maggior parte di questi Vangeli apocrifi è stata successivamente ripresa dal domenicano Jacopo da Varazze, che divulga, che scrive la sua leggenda aurea, appunto di Jacopo da Varazze,
a partire dalla seconda metà del 200, dal 1270 circa. Quindi i riferimenti di Giotto in questo caso sono i Vangeli apocrifi e in particolar modo quello dello pseudo Matteo e il protovangelo di Giovanni e appunto la leggenda aurea. Noi sappiamo, perché ce lo dicono i Vangeli apocrifi, che Gioacchino era un pastore, molto probabilmente un pastore benestante perché aveva molte greggi, che sposa all'età di 20 anni Anna e dopo 20 anni ancora non ha prole. È un pastore molto caritatevole che destina parte delle sue ricchezze ai bisognosi, quindi alle vedove, ai poveri. Una parte la destina invece al Tempio, quindi ai sacerdoti, e una terza parte la tiene per sé. Ecco perché i Vangeli ci dicono che era molto caritatevole. E proprio perché dopo 20 anni dall'unione matrimoniale non ha ancora la prole, non ha ancora una discendenza, decide appunto di fare un'offerta, quindi un sacrificio al Tempio, e quindi si reca al Tempio di Gerusalemme per portare la sua offerta, dichiarando che se fosse arrivata la discendenza, se fosse arrivata la prole, l'avrebbe dedicata appunto al Signore. Ecco, il racconto di Giotto inizia proprio da questo momento, da quando Gioacchino appunto si reca al Tempio, e quindi lo vediamo con il prossimo, ecco, con la prossima immagine, che è appunto l'immagine da cui parte la narrazione. Vi ricordo che consideriamo gli affreschi, i prossimi 6 affreschi che vi mostrerò si trovano tutti nel primo registro in corrispondenza della parte alta della parete sud. E di fatto noi li stiamo vedendo, anche se in modo virtuale, in un modo che ci è precluso all'interno della cappella, perché sono posti in una posizione molto alta, quindi di difficilissima lettura. Allora vediamo benissimo, c'è il Tempio di Gerusalemme, in questo caso il Tempio è anche icona della Chiesa. È un tempio che assomiglia un po' a un modellino architettonico, una specie di quinta teatrale, e su questo ci soffermeremo anche più avanti. È un tempio che comunque è protetto da un parapetto, vi è un ciborio con delle colonnine tortili che proteggono l'Arca dell'Alleanza, il Sancta Sanctorum, era il luogo più sacro all'interno del Tempio di Gerusalemme. Sullo sfondo vediamo una scalinata che conduce ad una pedana. È una scena apparentemente serena, ma in realtà molto molto triste. A mio avviso è la più triste di questo primo registro, perché si costruisce attraverso un dualismo. Ci sono delle scene contrastanti che ci comunicano in generale uno stato d'animo di profonda tristezza. E noi vediamo all'interno del Tempio un sacerdote che sta benedicendo un uomo, lo intravediamo perché il suo viso, la sua testa è semi nascosta dal parapetto. Il sacerdote sta parlando perché le sue labbra sono aperte e la sua mano, anche la gestualità importante, è in segno di benedicenza. Quindi un uomo accolto, benedetto all'interno del Tempio. All'esterno invece, in corrispondenza di questo gradino, che è una pedana, è anche una pedana di separazione tra il dentro e il fuori, vi è invece il nostro Gioacchino, che tiene tra le braccia questo agnellino, la sua offerta rituale, che è diventata inutile in questo momento. Perché? Perché il sacerdote vestito di verde, che i Vangeli apocrifi ci dicono chiamarsi Ruben, lo allontana dal Tempio, in quanto era considerato non degno di entrare all'interno del Tempio. Infatti, secondo la religione ebraica, le coppie matrimoniali, insomma, che non avevano prole, non erano considerate benedette da Dio, in quanto la loro unione non era appunto stata benedetta con l'arrivo
di figli. Per questo motivo Gioacchino, che non aveva figli, viene allontanato dal Tempio perché è considerato indegno, infedele, non benedetto, quindi non aveva diritto a stare all'interno del Tempio. Quindi vedete il dentro e il fuori, l'accolto e il non accolto, il benedetto e il non benedetto, che è appunto il nostro Gioacchino in questo caso. Vi è un intensissimo gioco di sguardi tra il volto corrucciato, lo sguardo corrucciato di Ruben, del sacerdote, che tiene anche la veste di Gioacchino con un pugno in segno di irruenza, di allontanamento, e lo sguardo invece amareggiato, rattristato, umiliato di Gioacchino, umiliato sicuramente perché è costretto appunto ad allontanarsi. E possiamo passare alla seconda. Prima di passare alla seconda scena volevo farvi notare sulla testa dei due sacerdoti ci sono questi copricapo molto particolari, piccoli, che sono detti tefillin, che contenevano i passi della Torah, quindi è un dettaglio di costume particolare che inserisce Giotto. Con la prossima scena invece abbiamo Gioacchino che si ritira presso i pastori con le sue greggi perché è talmente tanto umiliato, provava vergogna in quanto era stato umiliato e dai sacerdoti e anche dalla sua stessa tribù, la tribù di Giuda, per il fatto di essere stato allontanato dal Tempio, che non se la sente di fare ritorno a casa dalla sua sposa, della sua Anna, quindi decide questo volontario esilio di rifugiarsi presso le sue greggi in montagna. E qui vediamo un ambiente montano, Gioacchino che arriva con passo lento, molto probabilmente molto triste, con lo sguardo rivolto verso il basso, è completamente avvolto dal suo mantello rosso, a comunicare una chiusura che è totale. Anche le sue mani, le stesse mani che prima avevano aperto appunto l'agnellino, sono adesso nascoste, quindi questa chiusura è evocativa anche della solitudine che provava, la solitudine che ha cominciato a provare nel momento in cui è andato oltre quel gradino che abbiamo visto prima e è andato verso Vigno. I pastori si guardano tra di loro interrogandosi, probabilmente cercano delle parole, cercano risposte, cercano una parola di conforto. Tuttavia si evince che l'arrivo di Gioacchino non era previsto, è una sorpresa. E infatti i pastori sembrano appunto interrogarsi proprio per questo motivo. Tutto il paesaggio sembra partecipare a questo silenzio, a questa solitudine, perché è tutto immobile e anche la vegetazione stessa è pressoché assente, il paesaggio è molto brullo, ci sono degli alberi, tra l'altro riprodotti anche con diverse grandezze, a simulare un accenno di profondità, quindi delle montagne che sono in primo piano e delle montagne che sono oltre, in secondo piano, però fondamentalmente la vegetazione qui manca. In tutto questo contesto, diciamo, di solitudine e di tristezza, sicuramente notiamo per contrasto invece il cagnolino festoso che corre incontro invece a Gioacchino, molto probabilmente appunto il suo padrone. Il cane è da sempre simbolo di fedeltà e qui Giotto ce lo fa vedere. Un dettaglio particolare per quanto riguarda la composizione di questa scena è la linea delle montagne che si trova appena dietro le teste dei tre protagonisti e tra l'altro sembra unificare tutte e tre le persone perché è posta alla stessa altezza, diciamo, permettendo di unire le diverse teste, amplificando le sensazioni appunto di tristezza e di solitudine. Nel frattempo Anna è a casa e
non è consapevole, è all'oscuro di questa decisione di Gioacchino di rifugiarsi in montagna, in volontario esilio, e quindi piange perché non può avere prole, ma soprattutto perché crede, teme morto, il suo Gioacchino, teme che non possa far ritorno. E invece vi è l'annuncio da parte dell'angelo che, come vediamo nella prossima scena, irrompe nella sua casa entrando dalla finestra. Ecco, abbiamo un'altra rappresentazione di uno spazio architettonico. In questo caso è la casa appunto di Anna, casa molto semplice, molto umile, è riprodotta fondamentalmente la camera da letto di Anna. Anche qui sembra un modellino volumetrico, sembra una scena, una quinta teatrale, e sembra una rievocazione delle rappresentazioni teatrali anche l'ingresso dell'angelo dalla finestra sulla destra, proprio come era usanza, come era tipico farsi durante le sacre rappresentazioni, perché le rappresentazioni sacre erano teatralizzate, e anche nella Padova del 300 noi sappiamo dei documenti che vi era questa processione nel giorno della festa dell'Annunciazione, il 25 marzo, che partiva dall'area della cattedrale e arrivava nell'area dell'arena, dell'antica arena romana appunto, e lì una volta approdata iniziava la teatralizzazione, la drammatizzazione del momento appunto sacro. Quindi questo inserimento, questo dettaglio teatrale che viene inserito da Giotto permetteva ulteriormente al fedele di immedesimarsi, perché rivedeva negli affreschi delle scene che era abituato a vedere in occasione delle festività principali. E, ritornando al nostro, ad Anna e a questo interno, a questa scena d'interno, notiamo un letto sullo sfondo dove la coperta è molto ben ordinata, e questo è stato interpretato come simbolo della castità, della verginità, del candore appunto di Anna. C'è una panca, c'è un cassone, ci sono degli oggetti come un soffietto per il camino, c'è una mensola, molto probabilmente un bicchiere. Non tutti gli oggetti sono stati identificati con chiarezza perché secondo i restauri, gli ultimi restauri che sono avvenuti appunto nel 2002, non tutti i dettagli erano stati correttamente rappresentati, decorati, scusatemi, a secco nel 300, appunto, quindi si sono deteriorati. L'angelo irrompe dalla finestra proprio portando il suo annuncio, rassicurando Anna che Gioacchino farà ritorno, che Gioacchino è vivo, che Gioacchino farà ritorno, e che loro avranno appunto una discendenza benedetta da Dio. C'è poi questa figura molto importante, emblematica, di donna che fila, che noi vediamo sulla sinistra in corrispondenza dell'uscio di casa. È una figura quasi scultorea, diciamo. La donna che fila è evocativa di un ruolo femminile che era molto importante. Era appunto la donna che filava, era un'arte femminile per eccellenza. Da sempre, presso tutte le civiltà antiche, addirittura i nostri avi, i veneti antichi, hanno inserito nelle tombe delle donne in età protostorica fusi, rocchetti e telai ad indicare il ruolo della donna. La donna era colei che filava e che tesseva, perché tessere è creare vita, dare vita. Quindi la figura della donna che fila e che tesse è evocativa di un ruolo di una donna che ha cura per la casa, per la famiglia, per la vita coniugale, appunto. Quindi anche questa donna è un simbolo del ruolo di Anna, appunto.
Nel frattempo però Gioacchino si trova ancora in montagna e indeciso se tornare o meno, ha una visione, anche a lui, diciamo, appare l'angelo che lo rassicura appunto che è apparso ad Anna che piangeva e pregava e l'ha consolata. Discendi perciò dai monti, ritorna dalla tua sposa e la troverai in stato interessante, ci dice lo pseudo Matteo, quindi i Vangeli apocrifi. E nella prossima scena, l'affresco appunto inerente, noi possiamo notare che Giotto in realtà rappresenta due scene in una. Abbiamo l'angelo riprodotto sulla destra, qui si rivolge Gioacchino, Gioacchino invece lo vediamo sulla sinistra, è inginocchiato, il suo sguardo interroga, si rivolge verso appunto l'angelo. L'angelo lo rassicura, come abbiamo appena letto, e gli dice: il sacrificio che intendi offrire a me, fallo a Dio, appunto, che accoglierà la tua richiesta. E quindi tra i due, tra Gioacchino e l'angelo, Giotto inserisce questo altare per il sacrificio e possiamo notare nella parte superiore lo scheletro di un capretto, è un'offerta rituale che si è già consumata, che si è già fatta, diciamo. L'immagine non rende abbastanza onore, però nella parte superiore si dovrebbe vedere il fumo che sale. Il fumo che sale è evocativo del sacrificio che va verso Dio, e in alto infatti vediamo la mano di Dio che accoglie, che benedice e che accoglie l'offerta che viene fatta, e tra la scia di fumo, tra il capretto e la mano di Dio, c'è anche in miniatura un angelo posto di profilo. Si intravede perché è molto rovinato, però quest'angelo è appunto il simbolo dell'offerta che sale verso Dio, che la accoglie. Abbiamo anche il pastore, uno dei due pastori che abbiamo visto prima, è riprodotto sulla sinistra e guarda verso l'offerta, infatti è in atteggiamento di preghiera proprio per questo motivo. Questa scena è stata interpretata come evocativa anche della mensa cristiana, perché abbiamo un celebrante, perché abbiamo l'angelo, perché abbiamo la mano di Dio, perché abbiamo un altare, un'offerta, e perché abbiamo anche un gregge. Il gregge è appunto il popolo, quindi i fedeli. Però serviva un sogno, perché nonostante l'angelo fosse apparso a Gioacchino, in realtà è nel sogno che lo invita e che lo esorta ancora di più a tornare. Quindi abbiamo la rappresentazione anche del sogno, il sogno di Gioacchino, lo vediamo in corrispondenza del prossimo affresco. La sua figura quasi piramidale è tutta concentrata sulla destra, è piombato nel sonno, sta dormendo, infatti ha gli occhi chiusi, e nel sonno gli appare appunto l'angelo, che invece vediamo rappresentato per metà, non completamente, perché l'angelo è un essere soprannaturale, appartiene ad un altro mondo. Quindi, mentre Giotto ha riprodotto in modo molto fedele e realistico le sue ali, e parte del suo corpo invece sfuma, a ricordarci che l'angelo appartiene ad un mondo altro, ad un altro mondo appunto. Partecipano a questa scena sempre i pastori, hanno il volto coperto da un cappuccio e da un cappello, quasi a segnalarci che è notte, che è buio, che fa freddo, siamo in montagna, quindi hanno coperto il volto. Giotto qui non ha rappresentato una notte buia, però il buio viene evocato dal volto appunto coperto. E quindi Gioacchino decide di far ritorno
a Gerusalemme e di incontrare definitivamente appunto la sua Anna, e qui siamo al tenerissimo bacio dell'incontro, in corrispondenza dell'incontro presso la Porta Aurea, quindi la Porta Dorata di Gerusalemme. Noi non sappiamo se la Porta Aurea sia realmente esistita, molto probabilmente è una citazione letteraria che si fa nei Vangeli apocrifi. Di solito la porta è simbolo di apertura, di vita, e quindi la porta in questo caso è evocativa di una nuova vita, di una nuova era che appunto arriva. Il bacio è tenerissimo, le due figure di Gioacchino ed Anna compongono quasi una piramide ben salta, sono poste al limitare del ponte, quasi come se il nostro occhio fosse spinto verso questa angolazione, appunto. L'incontro è molto tenero. Anna è vestita di arancio, e l'arancio è il colore della vita di cui è già pregna, perché dobbiamo ricordarlo che secondo le Sacre Scritture è attraverso questo bacio che avviene il concepimento di Maria, scusatemi, perché Maria nasce per Immacolata Concezione, quindi questo bacio rappresenta appunto, secondo le Sacre Scritture, il concepimento appunto di Maria. Dietro Anna ci sono delle fanciulle, delle ancelle, 4 donne festose, sembrano sorridere, sono contente. Una di loro porta una pelliccia di vaio. La pelliccia di vaio la tiene sull'avambraccio, veniva utilizzata durante i cortei nuziali, ad indicare appunto che Anna, con il ritorno di Gioacchino, aveva perso la sua vedovanza. Infatti dice nei Vangeli apocrifi: ero vedova e non lo sono più. Quindi questa pelliccia potrebbe indicare appunto la sua rinnovata condizione grazie al ritorno di Gioacchino. Le donne, tra l'altro, sono abbigliate secondo i costumi tipici dell'epoca, quindi degli inizi del 300. La donna vestita di rosso ha un vestito molto elegante, ha una tunica, una sovratunica e anche un mantello che riesce a gestire, non so se si vede, attraverso una piccola corda che tira con la mano sinistra. Tra tutte queste figure di donne rivolte verso Anna, festose, che comunicano uno stato d'animo, diciamo, di felicità, notiamo una donna invece che copre per metà il suo volto e che è completamente vestita di nero e che non guarda verso Gioacchino ed Anna, ma volge lo sguardo verso l'altra parte, da un'altra parte. Questa figura è stata interpretata come il simbolo della vedovanza, la vedovanza appunto persa da Anna nel momento in cui Gioacchino fa ritorno. Secondo un'altra interpretazione, io ve le dico entrambi per correttezza, potrebbe rappresentare la sinagoga, quindi la religione ebraica che non ha riconosciuto appunto l'arrivo del Messia, che qui è in qualche modo simboleggiato dal bacio di Gioacchino ed Anna. Con questa scena termina il racconto delle storie inerenti a Gioacchino ed Anna e si entra invece in una nuova era, quella in cui Dio costruisce la sua città tra gli uomini, diciamo. Il nostro occhio è invitato a spostarsi nella lettura delle scene e quindi dalla parte alta della parete sud dobbiamo fare un salto in corrispondenza della parete nord. Ve l'ho inserita l'immagine che vi permette di capire a grandi linee, diciamo, dove continua la nostra narrazione, in corrispondenza del registro più alto, laddove appunto iniziano le storie di Maria. E infatti da qui il racconto continua con la nascita di Maria.
Quindi la prossima scena è di nuovo e nuovamente la casa che abbiamo visto prima, la stessa casa di Anna, dove Anna ha accolto l'angelo annunciante. Qui vediamo Anna che ha appena partorito. In realtà Giotto ci rappresenta due scene in una. In basso ci sono due levatrici, nutrici, una delle due sta stringendo dei panni, l'altra tiene tra le braccia Maria, che sembra una piccola mummia, al suo corpo completamente fasciato, e questa era un'usanza tipica del tempo. Si riteneva che fasciando e molto il corpo dei neonati, le loro ossa potessero in qualche modo essere fortificate, poveri bambini. Probabilmente le due nutrici hanno fatto il primo bagnetto ad Anna, a Maria, scusatemi. Infatti vi è un bacile in primo piano che dovrebbe appunto rappresentare il primo bagno. Una delle due nutrici stringe il nasino di Maria. Anche questa era un'usanza tipica del tempo, e anche presso qualche generazione fa si riteneva che stringere il naso dei neonati potesse permettere di rendere i tratti del viso molto più belli, più armoniosi e più belli, insomma, ecco. Questa è la prima scena. La seconda scena, in alto vediamo Maria che viene consegnata, ritorniamo sulla scena precedente, Maria che viene consegnata tra le braccia della madre, tra le braccia appunto di Anna, che la accoglie a braccia aperte, ha appena partorito, quindi si trova ancora a letto. Maria viene consegnata da una figura vestita in azzurro, e l'azzurro è il colore del divino, quindi in questo caso il colore non è stato scelto a caso, perché è come se la provvidenza divina avesse consegnato appunto Maria tra le braccia di Anna. E poi c'è una figura vestita di rosso a fianco, che tra le mani porta un recipiente, una ciotola, un vaso. Molto probabilmente c'è del cibo, c'è del brodo caldo, c'è qualcosa che possa ristorare la partoriente Anna, appunto, che ha appena partorito. E poi c'è un'altra scena di dono. C'è una donna che dona qualcosa, è stato variamente interpretato, dei panni, un recipiente, del pane, forse il pane eucaristico, ecco, che lo dona sull'uscio della porta di casa. Indipendentemente dall'oggetto, si tratta comunque di un dono, anzi qui sono due i doni, appunto, no? Le braccia che accolgono la piccola Maria, e le braccia che accolgono il dono delle due donne sulla porta. Quindi c'è un po' un dualismo del dono anche in questo caso. Quindi qui volevo farvi notare in particolar modo queste scene, questa quotidianità, diciamo, che irrompe il brodo caldo, comunque un pasto caldo che si portava alla partoriente per cercare di rigenerarla, l'usanza anche di stringere il nasino, che era tipica del tempo. Quindi questi due dettagli permettono di fare riferimento al reale. Quindi queste scene venivano umanizzate molto e comprese anche molto di più. La prossima scena verte invece ci presenta la presentazione di Maria al Tempio, perché i Vangeli ci dicono che al terzo anno di età, dopo averla slattata, appunto, Gioacchino ed Anna portano a compimento il loro voto, quindi offrono la loro figlia Maria al Tempio di Gerusalemme, al Collegio delle Vergini, e lì doveva rimanere appunto per 11 anni, quindi fino all'età di 14 anni. Nell'affresco noi vediamo che Giotto ci presenta il Tempio di Gerusalemme, che è lo stesso Tempio
che aveva rappresentato all'inizio, agli esordi della nostra narrazione, quindi il tempio dal quale Gioacchino era stato cacciato, solo che qui è visto da una diversa angolazione. È un po' un modo anche di riscattare la figura di Gioacchino. Mentre Gioacchino era stato cacciato, sua figlia Maria viene invece accolta. E noi vediamo Maria al limitare della scala, tra l'altro qui Giotto si prende un po' una licenza artistica, mentre il testo, i Vangeli ci dicono che Maria avesse superato questa scala di 15 scalini, qui ne vengono riprodotti soltanto 10. I Vangeli apocrifi ci dicono che lei non esorta, non è titubante sulla scala, lei va convinta senza volgere lo sguardo indietro verso i genitori. Invece qui ci sembra che lei sia un po' timida e titubante, perché vediamo Anna che sembra un po' sorreggerla, un po' spingerla, qua sicuramente con affetto materno, sulle scale. Maria tiene le braccia incrociate in segno di accoglienza e di accettazione. Le stesse braccia incrociate noi le rivedremo più tardi quando vi farò notare l'annunciazione, quindi la simbologia qui è molto importante. E il sommo sacerdote, che è vestito di rosso, la accoglie appunto sulla pedana del Tempio. Dietro la figura di Anna c'è un signore che non vedremo mai, perché la sua testa è coperta da questo cesto che probabilmente conserva o la dote della piccola Maria che doveva recarsi al cospetto delle Vergini, appunto, o altre offerte che Gioacchino ed Anna decidono di offrire al Tempio insieme appunto alla piccola Maria. Tuttavia questa figura sulla sinistra rappresentata di spalle e le due figure sulla destra, l'una vestita in giallo e l'altra vestita in azzurro, di cui intravediamo il viso perché sono entrambi riprodotti di profilo, permettono a Giotto di realizzare un cerchio, no? Quindi sulla sinistra e sulla destra è come se ci fosse questo cerchio, e loro sono le due estremità, un cerchio che in qualche modo ci coinvolge, ci invita a partecipare, ci invita a far parte della scena. È un espediente per immergerci ancora di più all'interno della scena affrescata. Anna è vestita con una tunica arancione sotto, quindi l'arancio, il simbolo della vita, vita familiare, ma sopra ha una veste rossa, rossa come è rossa la veste del sommo sacerdote. Quindi il rosso in questo caso rappresenta la vita religiosa, quindi è un altro dualismo, la vita familiare che aveva caratterizzato la vita di Maria fino a quel momento e la vita religiosa che invece l'aspettava da questo momento in poi. È un altro affresco che si costruisce attraverso un dualismo, quindi anche qui la scala esterna e invece il parapetto che avvolge le Vergini all'interno del Tempio, la vita familiare esterna che Maria sta per abbandonare e la vita comunitaria oltre il parapetto del Tempio, e la vita di infanzia, appunto, che sta di nuovo per abbandonare, per invece entrare nella vita adulta. Con questo affresco Gioacchino ed Anna escono definitivamente di scena, diciamo. Il loro ruolo è stato portato a termine e quindi noi d'ora in poi non li vedremo più. Riguardo i colori, prima di passare alla prossima scena, Maria è vestita di bianco. Il bianco è chiaramente evocativo della purezza, del candore, della castità, appunto, di cui si fa protagonista la piccola Maria.
Il racconto prosegue con uno scarto temporale, perché 11 anni dopo, quindi all'età di 14 anni, Maria è pronta per lasciare, diciamo, lasciare il tempio e fare ritorno presso la casa dei propri genitori. Tuttavia, Maria, pur essendo pronta per affrontare un matrimonio e le nozze, non vuole sposarsi. Lei aveva fatto voto al Signore, quindi lei voleva consacrarsi definitivamente a Dio, e questo mette un po' in difficoltà il sommo sacerdote, perché da una parte non voleva rispettare il voto di Maria e di Gioacchino ed Anna, ma dall'altra parte voleva rispettare la tradizione, che voleva che le vergini al compimento di 14 anni fossero pronte appunto per cercare marito. Per cui il sommo sacerdote chiede consiglio al Signore, quindi vi è un sacrificio, e gli chiede che cosa fosse meglio fare. La risposta del Signore è chiara, gli dice: invita tutti i pretendenti che non fossero chiaramente maritati, già sposati, a portare una verga, a consegnare delle verghe, e la verga che ne uscirà fiorita, con una colomba posta sopra, sarà la chiara risposta del pretendente che viene scelto, anzi prescelto da Dio. E quindi con la prossima scena Giotto ci fa appunto vedere questo episodio della consegna delle verghe. Innanzitutto siamo di nuovo all'interno del tempio, che però è visto da un'altra angolazione ancora. Qui l'edificio è riprodotto in modo molto dettagliato, c'è questo catino absidale di colore azzurro, ci sono queste due aperture laterali, ci sono delle finestre, c'è un cassettone, c'è un soffitto a cassettoni che dà un accenno di profondità, quindi c'è un'idea di spazialità ben chiara, e poi queste bellissime decorazioni della mensa, della tavola dietro alla quale si trova il sommo sacerdote. Ci sono i pretendenti, tutti giovani, che consegnano le loro verghe. Tra tutti questi pretendenti giovani vi è anche il nostro Giuseppe, quindi qui fa la sua comparsa per la prima volta appunto Giuseppe, che intravediamo sulla sinistra. È il più vecchio di tutti, è rappresentato in modo canuto, probabilmente era molto titubante nel partecipare, vista la sua età, è un po' imbarazzato, diciamo, ecco perché il suo sguardo è rivolto verso il basso. Non era certo di partecipare, molto probabilmente, almeno così ce lo vuol far vedere Giotto, però vuole rispondere all'appello che era stato fatto dai sacerdoti, rivolto anche a lui, quindi rivolto a tutti i pretendenti non già sposati. E quindi vi è la consegna appunto delle verghe. Con la prossima scena vi sono le verghe fiorite e lo sposalizio della Vergine. Quindi con questa scena noi abbiamo lo sposalizio o gli sponsali. Questa scena è indicata in due diversi modi, tuttavia è la cerimonia di fidanzamento, è lo scambio di promesse che avveniva, secondo tradizione appunto ebraica, almeno all'incirca un anno prima del matrimonio vero e proprio. Quindi era usanza consacrarsi l'uno all'altra, scambiarsi questa promessa all'incirca un anno prima del matrimonio, scambiandosi gli anelli. E qui Giotto ci presenta proprio il momento clou della cerimonia, che è quella appunto dello scambio degli anelli. Anzi, c'è Giuseppe che guarda dritto in faccia a Maria
Mentre le infila appunto l'anello al dito, è partecipe chiaramente il sacerdote. Maria invece volge il suo sguardo verso il basso, verso l'anello, ha uno sguardo un po' più timido, diciamo, però notate che tiene la sua mano sul ventre, come tengono la mano sul ventre anche le donne che si trovano dietro di lei, le 3 donne che si trovano dietro di lei. E questo è stato interpretato come un preannuncio, come una premonizione della futura gravidanza, una premonizione, un'accettazione anche della futura gravidanza. Giuseppe tiene in mano la verga fiorita, infatti sopra questa verga, che altro non è che un bastone, vi è un fiore, perché la sua verga era stata l'unica a fiorire, e appunto sulla verga è arrivata anche la colomba, simbolo di unione matrimoniale per eccellenza. Diciamo che Giuseppe è un ottimo compromesso per lo sposalizio della Vergine Maria, che voleva appunto consacrarsi vergine a Dio, e quindi Giuseppe con la verga fiorita appare appunto come il prescelto, come abbiamo detto prima, il prescelto da Dio. Dietro di lui ci sono delle figure particolari. Allora, innanzitutto c'è un ragazzo che alza la mano, il suo viso sembra sorridere, però forse è un sorriso di derisione, insomma questo non è stato ben interpretato, ma secondo l'interpretazione di Chiara Frugoni, che vi do, e che è quella che io preferisco, diciamo, mi sembra la più credibile, anche considerato appunto lo stile di Giotto. Qui Giotto ha rappresentato un rituale tipico dei matrimoni dell'epoca, che è citato anche in alcune fonti del 300. E altro non è, molto probabilmente, questo ragazzo, altro non è che uno dei 2 testimoni, diciamo, che dà una manata sulla spalla allo sposo, a Giuseppe in questo caso, per saggiarne un po' le virtù. Ecco, i documenti ci dicono che questa era una tradizione del tempo, quella di dare una manata, non tanto, a volte non tanto ben accetta, perché appunto poteva essere anche molto interpretata come aggressiva, e qui diciamo che il suo braccio alzato potrebbe essere evocativo appunto di questo gesto. Dietro di lui c'è un altro giovane che invece spezza la verga, che non era fiorita, con il ginocchio, quindi la verga spezzata quasi a comunicare un gesto di irritazione, proprio perché quel giovane pretendente non era stato accettato. E arriviamo all'ultima scena del registro superiore della parete nord, che è appunto quella del corteo nuziale. Secondo tradizione, dopo gli sponsali, Maria ritorna presso la casa dei genitori, diciamo, e Giuseppe fa ritorno invece a Betlemme. Qui in realtà vediamo una processione, e in questa processione Maria è una figura bellissima, di una donna bellissima, che tiene anche la sua veste con le mani, quindi in segno di grazia e di eleganza. Molto probabilmente qui Giotto ha voluto rappresentare una scena di festa, di giubilo, infatti ci sono anche i suonatori, insomma è comunque un momento importante quello dello sposalizio che abbiamo appena visto, quindi è presumibile pensare anche che questo corteo sia stato accompagnato anche da della musica e da dei canti. Ma in questo affresco il dettaglio più importante è quello che vedete in alto a destra, ed è appunto questa finestra che ci presenta per la prima volta finora un arco gotico, quindi una bifora con una decorazione trilobata,
che era appunto evocativa della nuova arte, l'arte gotica, che irrompe, che sostituisce l'arte romanica. L'arco romanico, l'arco a tutto sesto, Giotto ce l'aveva già rappresentato in scene precedenti, però qui siamo pronti per una nuova era, siamo pronti per la nuova legge che sta arrivando e quindi, secondo gli storici dell'arte, appunto questo arco è appunto il moderno, il nuovo che arriva. L'analisi di questo primo ciclo di affreschi vorrei farla concludere in corrispondenza dell'arco trionfale, quindi la prossima immagine, dove vi ho accostato la scena dell'Annunciazione, l'angelo annunciante sulla sinistra e la Vergine appunto che accoglie questo annuncio sulla destra. Questi due affreschi si trovano appunto sulla sinistra e sulla destra dell'arco trionfale della cappella. E come notate è lo stesso, molto probabilmente la stessa stanza che viene rappresentata, però vista da due angolazioni diverse. Anche qui abbiamo un esterno e un interno. I due affreschi ci vengono presentati anche qui come se fossimo di fronte ad una scena teatrale, perché ci sono anche le due tende che sono tirate sulla sinistra e sulla destra, annodate alla colonna, che sembrano come aprirsi come un sipario appunto. Poi ci sono anche altre tende che vengono, che svolazzano al vento all'esterno della finestra, perché venivano utilizzate per coprire chiaramente dal sole, quindi un altro dettaglio di vita quotidiana. E qui abbiamo appunto inginocchiato l'angelo Gabriele che porta il suo messaggio, che porta il suo annuncio, tiene tra le mani il cartiglio, con l'altra mano invece evoca il gesto della parola, appunto sta per portare il suo messaggio, e sulla destra invece vediamo la Vergine Maria che, vi faccio notare, tiene tra le mani il suo taccuino di preghiere perché probabilmente stava pregando. Arriva l'angelo e accoglie con la stessa gestualità che abbiamo visto prima, accoglie appunto il messaggio, l'annuncio che le viene dato, quindi l'annuncio della nuova era a cui si è pronti grazie e soprattutto attraverso la sua mediazione. Ecco, allora con questo affresco si conclude, con questi dettagli, scusatemi, di affresco si conclude questa seconda serata. Ho voluto ritornare sulla scena del bacio appunto perché secondo me è quella più dolce, come vi dicevo. Spero, mi auguro nel mio piccolo di avervi fatto vedere quello che le mie parole hanno detto, diciamo, no? Quindi la gestualità che è molto importante per comunicare gli stati d'animo, i sentimenti e le sensazioni. Spero di avervi fatto notare anche l'importanza del colore, il colore inteso come volumetria, come corposità, ma anche il colore utilizzato anche per dare dei chiari messaggi, quindi il colore arancio, il colore bianco. Bene, sono contenta che sia stato tutto molto chiaro. Se avete delle domande sono qui, Laura vi ha spiegato come poterle fare. Grazie Maria Rita. Ecco, c'è una domanda che è arrivata. Sì, bravissima Marta. No, nella seconda, sì, io ne ho presentate 5 nella seconda, ma in realtà sono 6 anche nella seconda. Il primo registro, scusate che provo ad uscire, ok? Il primo registro in alto, sia a sinistra che a destra, è composto di 6 scene
e presso la parete sud e 6 scene presso la parete nord. Io non vi ho presentato la preghiera delle verghe fiorite praticamente, quindi un affresco c'è, ma non ve l'ho presentato. Successivamente, dal momento che ci sono le finestre presso la parete sud, i riquadri, gli affreschi cambieranno, ci saranno 5 scene, 5 scene affrescate, perché appunto Giotto si trova ad avere a che fare appunto anche con l'apertura delle finestre. Avevo intravisto un commento che però adesso è sparito, spero di non averlo perso. Vediamo se ci sono altre domande. Sì, Alice, c'è una domanda. Sì? Silvia chiede chi cura tutto il programma iconografico, Giotto direttamente o dietro di lui ci sta qualche regista? Sono scomparsa e ricomparsa, mi sentite tutti? Sì, sì, ti sentiamo. Ecco, scusatemi. Allora, se ho capito bene, se c'è qualcuno che ha curato il programma iconografico o se Giotto ha fatto tutto da solo, era questa la domanda? Sì, sì, esatto. Ok, allora no, sicuramente c'è stato qualcuno che ha curato il programma iconografico, qualcuno che ha affiancato Giotto, perché è molto dettagliato, è molto circoscritto, è molto ricco di dettagli, è molto chiaro, chiaramente leggibile, però è molto articolato e molto complesso. Allora, a riguardo si sono fatte diverse ipotesi, la più accreditata è che l'ispiratore del programma iconografico sia stato Altegrado dei Cattanei, che era arciprete della cattedrale di Padova, che fu poi anche vescovo di Vicenza e che a quanto pare ha anche partecipato al giubileo del 1300 e secondo degli storici e degli storici dell'arte, ma questa interpretazione non è condivisa da tutti, perché in mancanza di fonti scritte, insomma, tutto e niente si può dire, ecco, però per la maggior parte dovrebbe essere lui il chierico che sostiene la cappella degli Scrovegni nel giudizio universale. Quindi il fatto che sia stato inserito questo chierico proprio a sorreggere il modellino della cappella in corrispondenza del giudizio universale dovrebbe suggerire il coinvolgimento appunto di una chierico, di un religioso che ha contribuito alla narrazione degli affreschi. Però chiaramente questo non è certo al 100%, però sì, è una delle ipotesi più accreditate. Spero di essere stata chiara, non so chi aveva posto la domanda o se era un tuo dubbio, Laura. Grazie Silvia. Allora, in attesa di prossime domande, grazie Mauro e alla prossima anche a te. La prossima serata era bellissimo, grazie mille. Tra l'altro Cecile mi permette di ricordare anche che sì, li abbiamo visti in modo virtuale, però assolutamente da vicino. Ecco. In cappella non avremmo avuto questo tipo di esperienza. C'è da dire però che nel 2002, quando c'è stata l'ultima tranche di restauri, quella più importante, diciamo, che ha coinvolto la cappella, c'è stato un periodo in cui era possibile visitare la cappella approfittando delle impalcature dei restauratori, quindi era proprio, io non l'ho fatto, ahimè, però qualcuno che conosco l'ha fatto ed è stata un'esperienza sì, indimenticabile, proprio ravvicinata, poter vedere gli affreschi da vicino è qualcosa di sicuramente indimenticabile, ecco. Pensa lì, io l'ho fatto. Avevo 17 anni, mi ha portato al liceo a vedere gli affreschi da vicino, col caschetto.
Ah, tu l'hai fatto? Sì, con il liceo, con la scuola. Ah, che fortuna, vedi, anche a riprova che sto dicendo qualcosa di vero, insomma, grazie Laura. Ecco, la prossima serata, l'ultima, anche se potrebbero essercene di infinite inerenti alla Cappella degli Scrovegni, chiaramente parleremo delle scene inerenti alla vita, la passione e quindi la morte e resurrezione appunto di Gesù Cristo. La quantità di scene rappresentate è indubbiamente superiore rispetto a quelle che abbiamo visto questa sera. Quindi farò una scelta mirata, non potrò presentarvele tutte e mi concentrerò soprattutto facendo dei confronti con le opere prima e dopo Giotto, così da permettere di farvi vedere ancora di più, insomma, questa svolta estetica, questa rivoluzione di stile che è anche una rivoluzione del sentiero, come abbiamo appena detto. Grazie Marica. Salve Monica. Arrivederci Marta. Non ci sono altre domande, mi pare. Sì, esatto. Allora ricordiamo molto velocemente la prossima puntata, che è il 3 novembre, sempre di martedì, stessa spiaggia, stesso mare, qui online. Grazie mille, veramente. È stato bellissimo Alice, veramente brava. Grazie a voi. Arrivederci a tutti e a martedì, a novembre. Ciao! Arrivederci, salve.